Aperto nel 2018, dopo lunghe vicissitudini, l'ospedale Magalini di Villafranca era diventato nel 2020 Covid Hospital con proteste da parte della cittadinanza. La pneumologia era stata chiusa nel 2023 per mancanza di medici. Ora il reparto è stato finalmente riaperto. Ricordo a tutti che ha dato un contributo fondamentale nel periodo del Covid, però ha interrotto la sua crescita. Oggi quella crescita è ripartita, lo stiamo dimostrando oggi con dei giovani apicali che hanno dato la loro disponibilità. Il difficile è stato trovare medici specialisti e convincerli a scegliere questo ospedale in particolare. L'ospedale di Villafranca sta crescendo insieme a tutti quanti gli ospedali della provincia grazie alla sinergia con l'università, con l'azienda ospedaliera e con tutte quante le amministrazioni comunali. I posti letto per la degenza in pneumologia sono 6, come i medici che entro la fine dell'anno lavoreranno qui. Fondamentale per la riapertura la collaborazione con l'università. Adesso riapre veramente in maniera forte, perché comunque ci sarà la possibilità anche un domani di far girare anche gli specializzanti in rete formativa e quindi integrarli ancora di più in questi percorsi formativi. L'obiettivo è quello di far aumentare ulteriormente questa collaborazione con l'università in maniera tale comunque da poter ricevere anche specializzandi, anche perché credo che Villafranca e Bussolengo siano un ottimo punto di partenza, danno molte possibilità formative comunque ai ragazzi, hanno la possibilità di vedere tanto e di crescere ulteriormente incrementando il loro bagaglio formativo.